Ultimo, morfogenesi. La famiglia può produrre cambiamenti organizzativi. Come voi avrete bene esperienza, nella vostra famiglia avete messo delle regole, avete messo dei principi organizzatori di tutto il ritmo, la quotidianità e il clima a volte anche, no? Della famiglia stessa. Ecco, questi sono 5 punti che tornano e che ha la famiglia, quindi la famiglia è un sistema con questi punti e in più anche questi, perché la famiglia ha una storia condivisa che quindi ha un passato, un presente, un futuro, poi ognuno di voi si colloca nel tempo e ha un noi familiare, c'è la condivisione dell'intimità che fa sì che appunto ogni famiglia abbia la sua membrana, ok? Quindi ha una membrana più o meno definita, poi vedremo, però in movimento, come ho scritto lì, la famiglia è una realtà dinamica continuamente. Le famiglie rigide sono quelle che vanno incontro alle più grandi sofferenze. Sono i casi che arrivano in terapia, sono i casi che hanno bisogno di un aiuto più importante, perché non riescono ad essere sufficientemente flessibili, sufficientemente malleabili rispetto ai cambiamenti delle persone singole, della coppia e dei vari passaggi del ciclo di vita familiare. Questa era la prima premessa. Fin qua mi torna. Secondo punto, la competenza relazionale in breve. Ok, non dite così tanto che ve l'ho spiegata così in fretta, ve la faccio un po' breve perché il libro è un po' corposo. Allora, in sintesi cosa ci dice? Ci dice che noi nasciamo immersi nelle relazioni, no? Quindi siamo dentro questo bagno di relazioni e la nostra identità si forma attraverso la relazione, ok? Abbiamo un sé relazionale e in continua alternanza a seconda delle fasi della vita di ciascuno tra somiglianza e differenza. Se pensate ai vostri figli e chi appunto ha esperienza di figli magari adolescenti, quella è una fase in cui si sa relazionale, ma siamo nella fase della differenza. Le prime fasi di vita siamo più nella somiglianza, eccetera, eccetera. Quindi l'alternanza è continua e non è sempre così evidente. Io vi ho citato l'adolescenza e l'infanzia, che sono quelle più lampanti, però in tutte le varie fasi c'è questo alternarsi. Quindi il nostro sé relazionale e la regola d'oro che cos'è? La regola d'oro è quella che ci dice sì, è importante l'altro, ma sei importante anche tu. Quindi all'interno della coppia non c'è soltanto una coppia, c'è anche un io, ci sono due io che cercano, che dovrebbero cercare di bilanciarsi. Okay? Credo che adesso vi abbia già parlato di questo l'incontro scorso. Noi rimaniamo nel sistema famiglia. Eccoci qua. Quindi la famiglia è un'organizzazione di relazioni fondata per generare cosa? Figli, apertura all'esterno, per generare, quindi per produrre qualcosa di diverso, di nuovo rispetto a prima. È un sistema emozionale perché? Perché nella famiglia circolano le emozioni, alla grande, credo, e lo sappiate anche voi meglio di me. Circolano le emozioni non soltanto nel tempo presente, ma anche rispetto al passato, rispetto al futuro e tra i membri delle varie generazioni della famiglia stessa, giusto? Quindi le emozioni rispetto ai nonni, ai bisnonni e in giù rispetto ai nipoti e ai figli. In ogni famiglia c'è quindi un asse coniugale, che è quello orizzontale, un asse che noi chiamiamo appunto orizzontale perché è basato sulla parità, quindi marito-moglie, siamo alla pari, e un asse verticale basato ad esempio genitori-figli, dove la relazione è asimmetrica. Parliamo ora dei compiti evolutivi. Vado in velocità, ok? Se ci sono domande interrompetemi per favore. Allora, i compiti evolutivi cosa sono? Cos'è sta roba? Sono i compiti che ognuno di noi svolge con molta
legame lì è molto carico di tanto altro, di un passato che è tutta quella fatica che abbiamo fatto per averlo e adesso va via, o ci dice che vuole passare più tempo fuori casa con noi non lo vediamo più, eccetera eccetera. Quindi ci parla della qualità del legame. Lo si può guardare anche rispetto ai nonni, quindi i genitori anziani, quanta cura ci prendiamo, magari li abbiamo odiati, prendo gli esempi più estremi, li abbiamo odiati per tutta la nostra adolescenza, abbiamo fatto fatica a staccarci, ci siamo staccati, adesso sono anziani e ci chiedono di essere accuditi. No, e ancora c'è quota di rabbia che continua a salire. Quindi anche lì, anche quello dice del legame, no? Quanto il legame passato mi influenza tuttora adesso. Questo perché? Perché, come abbiamo detto prima, il nostro sé relazionale, quindi dei legami non possiamo stare senza. Okay? Quindi tutti i legami ci risuonano in misura diversa, in qualità diversa, in forme diverse, però ci accompagnano sempre, okay? Dalla nascita in poi. E partiamo un pochino, probabilmente qualcosa avete già sentito con il mio collega, lo riprendo perché ci serve per fare il passaggio dopo. Allora, partiamo dal vincolo, scelto un po' questa fase della scelta del partner, perché dà una prima modalità, una prima lettura per capire anche a che punto siamo rispetto al figlio che sono, figlio che ero, figlio che sono, figlio che sarò, che figlio ho dentro e come mi vedo in relazione con il figlio che ha dentro il mio compagno, ad esempio. Oppure, io ho scelto il mio marito, il mio compagno, perché somiglia tanto a mio papà, perché è tanto diverso da mio papà. Un motivo c'è. In generale i motivi sono due, per somiglianza, per differenza. E da qui comunque parliamo di innamoramento, quindi la prima, primo, no? Quando l'hai visto, cosa ti ha colpito di quest'uomo, di questa donna? Perché ho visto che era serio, così, allora mi è venuto in mente che a me le persone serie mi piacciono, perché con mio papà, ok, somiglianza, bene. Però cambia, ovviamente, no? Ci siamo dall'innamoramento all'amore, quindi se nell'innamoramento c'era questa idea, questo ok, piano piano si scende, l'amore è ben cosa ben diversa. Perché? Perché ha quei tre punti lì che vedete scritti che lo contraddistinguono: l'intimità con qualità e profondità diverse dall'innamoramento, la condivisione del dolore e la gestione dei conflitti, che nell'innamoramento vengono gestiti in un modo, nell'amore in un altro, e la membrana di coppia. Nell'innamoramento la membrana non è ancora definita, no? Non c'è un confine chiaro. A volte c'è, ci siamo solo noi e qua non entra nessun altro, quindi la membrana è chiusa. Nell'amore è difficile che rimanga ben chiusa così, tante volte si apre perché siamo dentro le relazioni, eccetera eccetera, e non solo, perché la mia coppia ha questi compiti evolutivi, ragionando in termini di compiti evolutivi. Allora, se l'evento critico è la formazione della coppia, lasciamo perdere il matrimonio, perché non è obbligatorio, non è più una tappa è un manuale vecchio questo, si vede anche da questo. Quindi andiamo a formazione della coppia, compiti evolutivi. Il matrimonio è un po' rituale, quello che sancisce il passaggio dall'innamoramento all'amore, mettiamola così, ecco. Compiti di sviluppo, come vi dicevo prima, sull'asse coniugale, è la prima colonna, forse non la vedete, ve la leggo io. Costruire una nuova identità di coppia. I due sposetti devono cercare di costruirsi la loro identità di coppia, devono negoziare sui vari aspetti della vita quotidiana. Lo spazzolino si mette giù nel vaso così, il dentifricio non si schiaccia dal centro, si schiaccia da sotto, le scarpe non si lasciano lì, si portano a posto, eccetera eccetera. Attuare un rapporto di reciprocità nel rispetto dell'altro, quindi io ti cambierò, non so se anche a voi è successo nelle prime fasi di matrimonio, farai quello che ti dico io, perché tua mamma non ti ha educato bene. Prefigurare un progetto generativo, quindi ok, noi due ci siamo messi insieme, ma cosa faremo in questa coppia, in questa nuova coppia? Dove ci mettiamo? Dove ci immaginiamo anche di poterci collocare e ascoltare l'altro. Difficilissimo questo, a parte l'innamoramento, che stiamo ora a chiacchierare e a parlarci, eccetera, eccetera. Nell'amore, quando c'è tutta la serie di compiti coniugali,
dice io non la sopporto più perché mi perseguita, no, non ce la faccio più, però sai, io penso proprio che le voglio così tanto bene perché non riesco a lasciarla. E quindi cioè, alla fine lo dice lui, no? E a volte le voci dei genitori che abbiamo dentro sono un incubo, però ci parlano proprio della qualità del legame. Era un modo scherzoso, spiritoso per dire tutti abbiamo dentro queste voci, no? Chi più chi meno e qualcuno più e qualcuno meno chiara. Però e a volte tornano anche a letto, metafora del letto se piazze, quando ad esempio parliamo con maggiore enfasi di alcuni argomenti e l'altra ci dicono ma li fai così, sei proprio come tua mamma. E quindi diciamo oddio, è vero. Quindi assumiamo anche comportamenti, modi di fare e modi di farci trasportare anche dalle cose che diciamo che appartengono appunto ai nostri genitori. Ma questo non è patologico, ok? Ve lo riporto perché non è patologico, è salutare perché il legame ha una storia e quella storia ce la portiamo dentro. Facciamo un passaggio in più. Coppia, bello bellissimo, andiamo alla genitorialità, perché quando si passa da 2 a 3 le cose si complicano un pochino. Allora, l'evento critico nasce dal primo figlio, compiti di sviluppo coniugali, sono sempre per primi. Includere nella relazione coniugale aspetti connessi alla genitorialità. Ok, quindi io come mamma, tu come papà, non siamo solo marito e moglie, abbiamo aggiunto qualcos'altro. Ridefinire le modalità comunicative all'interno della coppia, anche i tempi, quando si hanno figli non si riesce più a stare ore seduti a tavola a parlare tranquilli, anzi bisogna ricavarsi gli spazi, i tempi e i modi. Stabilire confini chiari tra il sistema coniugale e il sistema genitoriale. Deve continuare a esistere un sistema coniugale, sottointeso. Compiti di sviluppo come genitori. Assumere il ruolo genitoriale. Cosa vuol dire sentirsi genitori? La responsabilità genitoriale. Prendersi cura del bambino. Fornire un valido modello di attaccamento affettivo ed educativo al figlio, dai primi mesi in poi. Compiti di sviluppo come figli, ancora. Ristrutturare le relazioni con i propri genitori attraverso il comune ruolo genitoriale. Okay? Definire le aspettative nei confronti dei propri genitori, individuando le diverse regole del ruolo e delle funzioni dei nonni e dei genitori. Qui c'è un passaggio in più. Da un lato, i genitori si sentono simili, vicini ai propri genitori, c'è un po' il passaggio del testimone, dall'altro, devono capire anche i nonni, che adesso il testimone è di qua, quindi i tempi sono quelli che decidono i figli, i modi sono quelli che decidono i figli, anche se i nonni hanno ruoli di cura rispetto ai nipoti. E qua, in questo momento socioculturale, diciamo che la generatività segna un po' il passaggio, è uno dei riti di passaggio, dei pochi riti di passaggio che sono rimasti, che segna un po' il momento in cui una persona diventa adulta. Quando ha figli, allora è grande. Sembra che cambia per carità, però ce ne sono anche altri volendo riti di passaggio. Però a livello, perché ho detto a livello socioculturale, perché viviamo in una società, in un'epoca dove i figli sono sempre meno,
problema sorge delle volte se uno dei partner è figlio di famiglia numerosa o figlio unico. È vero, questa è una delle situazioni che crea più difficoltà, perché il figlio unico è abituato a avere tutto che ruota intorno a lui e l'altro è abituato a condividere già dalla nascita. Questo succede anche quando uno dei due è primogenito e l'altro è secondo, terzo, quarto, si vede subito la differenza. Però anche qui è una ricchezza, soprattutto nell'aspetto
mia moglie mi rimproverava, ma tu vai sempre a aiutare i tuoi fratelli. Io ero figlia unica e lui di 9. Sono del 46 di un'altra epoca. No, ci sta tutto e in quel momento se lei diceva io ho bisogno che tu stai qui con me, forse l'avrebbe colto in modo diverso, che non abbiamo neanche il coraggio di dire io ho bisogno di te, che tu stai qua con me. Ma anch'io sapevo che aveva bisogno. Ma finché non lo diciamo, si rimane qua, cioè rimane una fase di pensiero. Tutti sappiamo, sì, però quando l'altro lo dice, voglio vedere dopo. Nel momento in cui l'altro lo dice, io vorrei, mi piacerebbe tanto che tu stessi qua con me, perché mi manchi, perché eccetera eccetera, non lo so, voglio vedere. No, magari andava bene, una volta in meno, però era quella che per lei era importante, come dire, beh, stavolta è stato qua con me. Però a volte perché è così difficile dire queste cose? A dire io mi manco, ho bisogno che mi parli, quindi perché è difficile dirlo? Allora, un po' perché non siamo abituati. Oppure perché pretendiamo che l'altro si accorga da solo? Sì, perché dirlo ci fa sentire vulnerabili, perché mette in primo piano il nostro bisogno, vulnerabili e anche forse egoisti da un altro punto di vista. Quindi se io metto davanti i miei bisogni, è giusto che vada a aiutare i suoi fratelli, poverino, cioè hanno bisogno, no? Cioè, mi ricordava ad esempio una mamma che se una pipetta piccolina, la mamma tutto 3 mesi, la mamma tutta la settimana, tutto il giorno con sta pipetta, la domenica mattina tutti insieme si sveglia, bevete nel lettone, quindi notti immaginatevi, ok? Arriva il marito vestito in tutta divisa da corsa e dice guarda io vado a correre, posso? E io gli ho detto di sì, mi ha detto cosa devo dire? Ciao, non lo so. Un cazzo di sensibilità, E lì no? c'è il discorso, mi sento egoista se ti dico stai qua con me, tieni la bambina, vado a correre io. Mi sento egoista. Ma lui non si sente egoista per lui. No, lui dice io ho bisogno dei miei Pensa spazi. per lui, è egoismo. Dipende dai punti di vista. Dovrebbe sentirsi egoista. Allora, se ognuno dei due io, come vi dicevo prima, se i due io nella coppia riescono a parlarsi bene e a condividere io, siamo genitori, siamo coppia, ma siamo anche io prima, e quel tempo lì dell'io è sacro, che io chiedo ogni tanto alle mamme, ma voi che ovvi avete? Negli occhi, ovvi? Oddio, sto dietro i miei figli, faccio i compiti insieme, non hanno hobby. E allora dico, ma come vi ricaricate? Mi metto a leggere la sera, ok, quanto leggo? 5 minuti poi crollo. Se ti basta come ricarica? No. Quindi
Allora, definiamole bene nei due casi, lite senza figli e lite con i figli, con i figli presenti. Allora,
ci mette in luce dei punti di forza e delle debolezze, però proprio, e a volte fa anche emergere delle cose nuove, proprio, come dire, finora mi sono sempre comportata così davanti agli eventi critici, perché è quello che ho visto, perché è quello che ho respirato, perché assomiglio a, perché nella mia famiglia fanno così, eccetera, eccetera. Adesso, guarda caso, è successo questo, ho fatto un'altra cosa. Interessante. Quindi mi fermo, mi siedo e dico, Marta, questa cosa da dove arriva? Magari è mia, magari no. A volte possono essere anche modelli che si imparano dall'altro, dal partner. Se io porto che ho delle aree vuote, cioè che
riporta alle stesse cose. Dopo, Se vi siete scelti, un altro motivo c'è, che forse non vi è così chiaro, ma c'è. sì, sicuramente. Non date colpe e attribuzioni ai figli. No, però con gli anni scopri che, cioè, forse appunto l'annamoramento ti fa avere più asciutti negli occhi e le differenze li accetti subito e poi crescendo, cioè, si toglie. Tante volte i motivi per cui ci si innamora così a prima poi diventano i peggiori difetti o poi spariscono, non ci sono più. Sì, assolutamente. Mi ricordo che sono innamorata di mio marito e gli ho detto tante volte perché mi facevi ridere. Adesso gli dico, ma ascoltate, mi facevi ridere. Sì, Io adesso ci siamo scambiati. sì, quello succede, Sì. infatti. Sì. Ma perché in quel momento lì era un mio bisogno che mi facesse, mi alleggerisse. Adesso non va più, anzi si è scambiato, però poi non per nulla. Quindi, tante volte proprio succede questo, cioè accogliamo, curiamo le nostre ferite, quindi ci ripariamo e poi andiamo avanti. Però le ferite non è che chiuse, non le ho più. Adesso sono magicamente sana, 100% no, se ne aprono altre. E il compito dell'altro, del rimanere con l'altro, connesso con l'altro, è proprio questo. Ho un'altra ferita, tesoro, da un'altra parte, come facciamo da qua in poi? E se siamo in sintonia, se continuiamo può essere che ci si continui a riparare nel tempo e che la coppia rimanga utile nel tempo oppure nelle differenze esasperate, quello che è. Però se si rimane, forse c'è qualcosa che continua a dare, a riparare e a portare, inconsapevole, cioè tutto a un livello sì. Però sì, cioè, tante coppie mi dicono a te, per quello dico, siamo insieme per i figli, perché questa figlia ci unisce. No, c'è anche altro, però ci troviamo talmente, cioè per dirti C'è anche altro, va benissimo. Sì, mi ha appena detto, guarda ti tengo io, tua figlia, vai a fare una giornata allo spa cioè gli regalo la giornata a suo fratello, così stai con me. Lui risponde, e cosa serve che vada là a fare? Non mi interessa. Cioè, allora dico, caspita, però. Per me, come la signora di prima. Sì. Vieni per me, cambiano le idee, però io ho bisogno di fare una cosa con te. Io ho bisogno. Ma se l'altra parte trovi sto muro, cosa fai? Si prova a cambiare corde, magari le emotive, quindi provare a parlare un pochino di più, scoprendosi un po' di più, entrando un po' più in intimità e quindi dire guarda, ho bisogno per questo motivo che tu stia con me, veramente, ho bisogno di sentirti vicino. Non sto vivendo un periodo semplice, mi fa paura questo, ho paura, ho bisogno di sentirti vicino. Cioè, vedere, se non fare le frequenze, insieme a una cosa così. Ma adesso devo aiutare anche i miei nipoti.